No, I'm not a writer. Perché fa sempre che robe con se pieni di droga. E dopo vedi cosa succede. Ma no, non ha un 50. Cazzo, è che un 50 le tanta. Sì, perché ieri incoglionì mi dice, non so, ormai ho staccato la porta. Mi toglie il telefono. Sono qua con la porta in mano, adesso appuse, guarda che spazio mi campano anche all'officina, ti ho posto in tel gavone da Rio e in te a toia, a scatola sotto così non ti strussa a toia. E no, che lo mandavi a foto, no, aspetta, era all day align, come diceva Toto, femmina, zingani, uzzolas, no, qua vedete, va. Ma porca puttana, ti ho detto che mi avevi capito che cantea Bandiera Bianca. Una merda, era il gruppo Bandiera Bianca prima di lui, l'ha fatto tutto il concerto completo, tutte le canzoni che mi piacevano a me. E dopo verso la fine mi era sotto il palco. Porca puttana, che robe assurde. No comment. Cazzo, tutto tranne Summer on a Solitary Beach, che meglio così se non mi mettei pianza se cantea qui. Perché col cantea il ritornello a me mi veniva su di tu. Cazzo, si era tanta Z. Sì. All'inizio la gente non fa scontenta perché cantea canzoni fa particolari e sconosciute di più. Dopo l'attacca con contare quei disegni più commerciali, quei più conosciuti e ora la gente si è impizzata fuori maniera. Era un vecchietto in parte di me, forse ho fatto anche un tocco di video che era là che saltea come un matto. E dopo due tipi davanti, mamma mia, aveva il peso della società davanti e da drio di me. Porca puttana, gente che parla sempre fra di loro, pinzonea col telefono, una strafata di bamba che non ascolta 10 secondi de canzone perché era là devo fare a troia con quei messaggi che vi ho letti tutti perché era sempre col telefono per aria e con gli a cantare a cura attacca a fare i sesti da stupida pianza mettersi in mano i capelli e là vuoi tirare un papino in reverso, ho detto vabbè io sta bomba e vabbè così vabbè. Che là era cocaina che parlea con altro è morto di figa in parte che però mamma mia che robe brutte, proprio robe brutte. Dopo altri che gli ha fatta rissa e butta fuori gli ha buttato fuori, mamma mia, cioè proprio ma sì perché vuoi passare avanti non si può, cioè proprio ma io non so. Godita Valeria, non so se te va a un concerto metal e ora cosa fai? Mi si mette là in meditazione. Porco cane. Sì. Ieri un festival un fiavezzo devo andare perché là anche i suoi anni. Ma ne parlare in bagno fra un fiato che non vi sente più, non so. Guarda, dai Moega, metteva più vicino il telefono. Ma mio le cuffie? Sì. E la vegna più di 70 adesso secondo me. No, battiato sì. A Kathmandu a trovare battiato. Dai. Figata. Cos'è che te vea vicino? Cos'è il guest house là? Ah. È una casa dove che si dorme, fa brutto dirlo. Ecco. Ah. E te fa merenda, ho capito. Ah. Buono. Ma va, cosa vuoi fare in brucia? Ah. Meglio. No, la prossima settimana sarà caldo cacca bastardo. Ecco. E mi là a lavorare come uno che lavora. Sì. Beh sì. Va buon. Aspetta un attimo, mi vieni giù un attimo che devo prendere il pennello. Grazie, sei molto gentile, scusi del disturbo. Lei che per che sbatte il tappeto fuori di casa. Brava, vivi la tua qualità. Aveva la porta davanti, aspetta che apposta. Quella. E devo far te risparmiare bene. Senti come lavoro. Brava tata, guarda fuori, guarda qua.
Ma non andare fuori. No, cancala, dove vai tu? Vai a far pipì là nel parco? Vai, vai. Cavete che lo sbatta. Va via. Oh, mi senti? Oh, no, no. Oh, non si sente più niente. Guarda che ho il volume al massimo. Aspetta. Ah, no, non vedo il volume al massimo. Poi c'è senso un attimo. Aspetta a cavalli che c'ho il pennello. Sì, dopo il vincia lì. Boom! Sotto il pennello, ossia continua anche i misteri proprio. Però è. No, però è particolare proprio. Aspetta, canto. Sì, è sufficientemente zingana, sì. Sì. No. E cosa mi racconti? Mi vieni su, dai. Ah! No, ma no, non mi dite sta roba. Assolutamente. Aspetta, attenti. Ah, lo sentio? E raga, piacere sta il complimento. Vabbè, ma non mi a mettermi insieme che sai che vi preoccupi così, cioè, esatto. No, e ieri zamma era zappata quelle bombe, però dite vedendo come che si evolve quel discorso, in ogni caso se teniamo per domenica, che andiamo, e invece dopo ieri Marita sta ancora male, eccetera, dopo oggi ancora compagna. Sì. No, assolutamente non mi aveva neanche fatto venire fin qua. E a Savia, cioè mi aveva detto io, dove più. Sì. No, con cosa fai? Non so, non voglio mandare ste robe. Credo che sì. Mamma mia, cioè non sono uno che fa tante domande, sai manco. Sì, ma non mi ricordo quel che viene, è spontaneo, non so, tutto più. Ma sì, ma funziona stesso, sì, ma no, ma meno lui, non capito, vabbè, pazienza, e niente, sono terribile, ma mi aggodo stesso, anzi mi aggodo anche meglio. Se devo parlare proprio ieri con un amico che anche lui la trova amorosa, tutta una rottura di coglioni, una gelosia qua e là, e mi può spiegare insomma che così questi problemi non sussiste più. No. No, vabbè, ma quello è diverso, cioè un conto è guardare il culo. No, va bene. Come fai? Ho capito. Io metto in mano? Ma che cazzo sui, non stai nominando. Io che sono qua contento che spalma ancora la sua porta. Non è colpa mia se gli chiamava così quando sua. Ecco, adesso mi vedete così mi viene a ruttare. No, col pennello. No, io sì, guarda che ben che so io cosa, che così mi guarda anche a tutti i cosi, no? Tutti i busetti. Vedi tu? No. Ah, con posizione a cosa? A carta? Ma, oddio, non ho spatole. Oh sì, una spatolina, ma quella che guarda il stucco metallico fuori. Adesso vedete, tenti che adesso so devo operare, No, aspetta, ho sbagliato, non è questo. Addio, dai che si suga ancora, non ho messo. Addio, sei un disastro, sei. Ah no, è qua. No, lascia stare a cosa, a Vinaville qua, un culo. A s'asciugare immediatamente, non so cosa è successo. Vabbè, intanto che cave. E che hai detto? Come cosa? Non ho capito. Sì, adesso devo puzzare sopra. Dopo aver fatto la porta basta, ho zalato. Guarda, qua so io spalmare ben qua a mano, che cava tutte e boe, e dopo col taglierin sarà, a parte più difficile, secondo me, è il taglierin, avevo capito? Sì, perché sta a fare un fiato abbondante che vai, come si dice, sotto il bordin della porta, a cornice,
a carta aveva un fiassotto, tu capivo? Per una paroiazza, cater. Invece no, non è una paroiazza. No, adesso sono, guarda, aspetta che manda zaino anteprima. Tanto aspetta, bocca vai pure. Eccola. Guarda, adesso devo fare un massaggio a una, invece no, so io tirare la carta qua. Un'altra buona. Buon tagliare i bordi, cavolo. Sarà la parte più difficile, perché devono entrare un po' nel bordino, no? Quella sì è la parte più difficile. Ho già provato io. Vabbè, speriamo. Lamborghini preparato. Ma se non la si sa tenere in moto. Senti. Boom, me lo fa morire.